Dall'aula della Camera dei Deputati trionfi nella sua Musile di Piave. Ora per Gianluca Forcolini, esponente di spicco della Lega Nord, si spalancano le porte di Palazzo Ferrofini. È lui il più votato in provincia di Venezia. Dovrà lasciare la carica di sindaco che occupa stabilmente dal 2007. Con lui, sempre per il Carroccio, ce la potrebbe fare anche il segretario provinciale Alberto Semenzato, risultato inatteso se si pensa che solo qualche mese fa era stato sospeso da Matteo Salvini durante le polemiche sul caso Tosi. La sua marcia indietro, in nome del Carroccio, il suo lavoro per ricomporre la frattura nel veneziano è stato probabilmente decisivo. Dal Veneto orientale, come Forcolini, arriva anche la vittoria di Francesco Calzavara. L'ex sindaco di Jesolo entra per la prima volta in consiglio regionale con la lista Zaia. Completa la rosa dei consiglieri del presidente Ilaria Padoan, in corsa con la lista Indipendenza Noi Veneto, che con soli 80 voti potrebbe sedere a Palazzo Ferrofini. Nella debacle del PD e del centrosinistra qualche motivo di sorridere ce l'ha l'esordiente Francesca Zottis, che dalla giunta di San Donà di Piave sbarca a Ferrofini come la più votata del Partito Democratico nel veneziano, poco sopra ad un veterano come Bruno Pigozzo, che invece ritorna in consiglio regionale. Male due ex assessori della giunta Orsoni come vice sindaco Sandro Simeonato e Tiziana Agostini. Un'altra donna esordiente in regione arriva dai 5 Stelle. Era stata una tra le più votate alle regionali e del movimento, salvo poi essere superata al rush finale da Jacopo Berti per la sua candidatura a governatore, ma la Chioggiotta Erika Baldini ha confermato il suo bacino di voti. Sarà lei una dei 4 pentastellati a Ferrofini. Un rappresentante veneziano anche per Flavio Tosi, si tratta del chioggiotto Massimo Mancin, new entry e l'unico eletto in consiglio regionale per NCD Area Popolare. Fuori invece l'ex assessore Daniele Stival, capolista della lista Tosi. Nessun rappresentante veneziano per Forza Italia, Fratelli d'Italia e le civiche di sostegno alla Moretti, ma i conteggi restano aperti e sorprese potrebbero arrivare dai resti.